Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione dell'ascolto per quanto riguarda i nostri live informativi su friulitv.net. Apriamo subito con un servizio in merito all'episodio che si è verificato questa mattina con lo scoppio della tubatura in piazzale Chiavris. Ne abbiamo proprio dato notizia in apertura dell'edizione del mattino. Andiamo a vedere dunque nel servizio il riepilogo e soprattutto le ultimissime. Sono in corso le operazioni di sistemazione della perdita che ha causato lo scoppio della conduttura dell'acqua potabile in piazzale Osopo a Udine. Il tratto interessato è stato chiuso al traffico per permettere l'intervento da parte dei tecnici del Consorzio Acquedotto Friuli Centrale. Dalla sede di Viale Palmanova ci hanno fatto sapere che l'erogazione non è stata interrotta. Le famiglie sono servite con una pressione più bassa rispetto alla normale distribuzione. La pressione dell'acqua ha squarciato parte dell'asfalto. Per fortuna nessun automobilista o pedone in transito è rimasto coinvolto. Le operazioni di riparazione e messa in sicurezza, fanno sapere dal CAFC, salvo ulteriori interventi necessari, dovrebbero concludersi in giornata. E andiamo avanti con la cronaca. Migliaia di persone stanno fuggendo dall'Ucraina arrivando in Italia attraverso la frontiera nord al valico di Fernetti nei pressi di Trieste. Il 40% di loro sono bambini. Lo fanno sapere Save the Children e Unicef, che in questi giorni sono entrati in contatto con circa 1600 persone. Vigili del fuoco al lavoro dalle 12 di oggi ad Arta Terme per un incendio che ha interessato un'abitazione a Avosacco, una frazione appunto della cittadina carnica. I danni sono ingenti, non si registrano feriti. Sul posto stanno operando le squadre giunte da Tolmezzo, Rigolato e Paolaro. Restiamo in tema di incendi, ma questa volta ci spostiamo in provincia di Pordenone, dove un violento incendio ha distrutto un'auto e il garage questa mattina a Valvasone. Per causa in corso di accertamento, scaturito dall'auto ed estesosi alla struttura in legno del tetto del garage, e hanno poi operato a lungo nell'opera di smastamento di tegole e tavolato per ripristinare le minime condizioni di sicurezza. Anche in questo caso non ci sono persone coinvolte. I danni però sono ingenti, danni strutturali, come detto al garage, e a differenza dell'abitazione principale che non risulta agibile. L'intervento si è concluso poco prima di mezzogiorno. E adesso torniamo sugli incidenti della strada, ma ci trasferiamo in A4 per segnalare che è stato riaperto poco prima delle 14 il tratto tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, chiuso nella mattinata a causa di un incidente che ha visto coinvolti un'autocisterna contenente azoto e un mezzo di trasporto cavalli nel tratto, come detto, tra Latisana e Portogruaro, poco dopo il ponte sul fiume Tagliamento. Il punto in cui è avvenuto l'impatto nel tratto ancora ha 3 corsie. Nel violento urto sono deceduti 2 dei 4 animali trasportati. Code si sono segnalate chiaramente nel tratto interessato fino a San Giorgio di Nogaro, ma per fortuna in fase di riassorbimento. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione del pomeriggio. Grazie come sempre per la visione all'ascolto. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net o sulle nostre pagine social collegate. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.